Benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che è qui, che ringraziamo. Siamo con una decina di minuti di ritardo per il maltempo su Catania in corso in questo momento. Ringraziamo quindi in modo particolare il sindaco per essere qui, perché ha dovuto lasciare il motorino oggi. Ho lasciato lo scooter al municipio e ho dovuto provvedere con un passaggio di fortuna. Va bene, grazie anche per questo. Allora, parliamo dell'attualità. Naturalmente l'esplosione a Trappeto Nord, l'area è stata sequestrata dalla magistratura, naturalmente per ragioni di sicurezza, ma anche per le possibilità di accertare cause ed eventuali responsabilità. Vediamo un breve servizio e poi commentiamo, sindaco. Siamo vivi per miracolo grazie a Sant'Agata, perché ci ha fatto il miracolo. Mia figlia ancora che ha 2 anni è terrorizzata, sente rumore e fa così. Palazzine squarciate, tegole e vetri scaraventati per decine di metri. È rimasto poco o nulla delle abitazioni di Trappeto Nord saltate in aria a causa di un'esplosione provocata da una fuga di gas, le cui origini sono ancora da accertare. La Procura di Catania ha posto sotto sequestro l'area interessata dallo scoppio per garantire che lo stato dei luoghi rimanga invariato e consentire così lo svolgimento delle attività necessarie a chiarire le cause dell'accaduto. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della compagnia Fontana Rossa in collaborazione con i vigili del fuoco nell'ambito dell'inchiesta avanzata dalla Procura per disastro colposo. Mattinata di controlli e sopralluoghi nella zona rossa, presenti anche consulenti tecnici e personale specializzato. Si scava e si interviene anche in altre zone, come dimostrano queste immagini girate ad 1 chilometro circa dal luogo dell'esplosione. E prosegue il calvario degli sfollati che a gruppi riescono a prendere qualcosa dalle abitazioni sotto sequestro. Frammenti di normalità, così anche il recupero di un triciclo serve per far salire il morale e regalare gioia ad un bambino. Nel frattempo si lavora per trovare un alloggio alle famiglie rimaste senza casa. Alcune potrebbero trovare ospitalità in un vicino istituto religioso. In questa zona di qua della Sebastiano Catania. È un'ipotesi che vi soddisfa? Sì, certo. Sindaco, speriamo che le sue promesse vengano mantenute. Intanto restano senza gas migliaia di persone. Per loro l'attesa diventa sempre più snervante. Siamo in studio in diretta con il sindaco di Catania Trentino. Ringraziamo naturalmente Torino De Mana per questo servizio. Andranno in questo istituto religioso le famiglie? Allora, fino a poco fa abbiamo avuto un'interlocuzione perché chi dovrebbe ospitarla ha manifestato qualche difficoltà, pertanto sto cercando di arrivarci in altro modo. Sarebbe una soluzione ottimale, però è chiaro che abbiamo bisogno del consenso di chi dovrebbe garantirci l'accesso e l'ospitalità. Ripeto, ho anche interessato la Curia perché ci aiutino a mediare per superare determinate resistenze, se non altro di natura organizzativa, di chi appunto dovrebbe consentirci l'accesso. Nello stesso tempo abbiamo anche mandato un elenco di immobili confiscati a cui potrebbero avere accesso immediatamente, però si tratta di immobili più nel centro di Catania, mentre loro desidererebbero stare in zona vicino al luogo di residenza originaria. Ho chiesto anche di verificare attraverso la Procura la possibilità intanto di liberare quelle palazzine, parlo di via Guarandi 6, 8, 10 e 12, nonché di via Saranitro 1 e 3, che non hanno subito danni, quindi non hanno un problema di abitabilità, ma che sono state interdette perché comunque, facendo parte dell'area rossa, il magistrato ha ritenuto doverle vincolare al sequestro proprio per... E quindi sono inutilizzabili? Per adesso solamente perché c'è un pericolo di interferenza con l'aria che è soggetta al controllo da parte dei periti. Però questo poi vorrò andare a parlare io stesso col procuratore per verificare se sia possibile accelerare questi iter. Quindi la stiamo noi guardando sotto tutte le direzioni. Io anche a quel signore che ha detto sindaco, spero mantenga le promesse, hanno potuto verificare che stiamo noi approfondendo il massimo impegno, ma come è nostro dovere che sia, quindi non è che stiamo facendo cose eccezionali. Rispetto ad alcuni problemi proviamo anche a superare, individuando soluzioni. Comunque abbiamo detto loro che non saranno mai in mezzo alla strada perché troveremo certamente delle ipotesi alternative. Sull'altro tema poi è quello della fornitura di gas. Questa mattina c'era stato garantito potesse essere ripristinato il servizio intanto con Cittadella
universitaria e con policlinico. Il policlinico è importantissimo, certo, con le sono bombole. 15.000 euro al giorno. Quindi mi ha comunicato il presidente Totaro dell'azienda del gas che è stato differito a domani solo perché i vigili del fuoco che devono vigilare sul ripristino del servizio oggi erano impegnati in quell'attività che avete documentato nel servizio e quindi non potevano essere materialmente presenti, ma mi hanno garantito che domani attiveranno di nuovo la rete per quanto riguarda Policlinico, Cittadella e credo aree circostanti. Domani? Sì, sul Bene. resto del territorio i tempi saranno inevitabilmente più lunghi, anche perché io la prima volta parlai di 5-7 giorni sulla base di quel che mi aveva detto l'azienda. Purtroppo è sorta una sorta di comprensibile psicosi, quindi tutti quanti avvertono odore di gas e l'azienda deve immediatamente andare dove viene chiesta la loro presenza per verificare se vi sia qualche fuga. Sono tutti quanti degli allarmi ingiustificati, ma diretta conseguenza del trauma subito da stress da parte di molti di quei residenti. Comprensibile, insomma. Tant'è vero che l'azienda sta dovendo chiedere personale supplementare ad altre aziende del gas, nonché a Sidra e Multiservizi, proprio per accelerare, altrimenti i tempi sarebbero ulteriormente dilatati. Ho chiesto solamente che ogni giorno provvedano a diffondere un comunicato per comunicare quale sia lo stato dell'arte e quindi i progressi, nonché i vari step che ci vogliono per giungere Lo fa questo a chi l'ha chiesto? all'azienda del gas. L'azienda del gas. Ecco, non è sua competenza, l'ha già detto la settimana scorsa, ma si è chiarito l'origine del disastro? Stamattina la presenza di questi tecnici che mi dicono essere giunti da Milano e che hanno una specifica competenza ha proprio lo scopo di individuare quale sia stata l'origine di quel che è accaduto. Speriamo che al più presto possano riuscirci, in modo anche poi da dare più sicurezza a tutta l'area. Io non so se la regia è d'accordo, fatemi sapere, ci sarebbe il momento del break pubblicitario oppure vado avanti, cosa mi dite? Come preferisce. Come preferisce, sindaco? Lo devo decidere io, della pubblicità. Andiamo avanti. Allora, questa esplosione naturalmente ha fatto passare in secondo piano la voragine sul lungomare. Lì a che punto siamo? Ci siamo incontrati, in effetti non abbiamo avuto neanche il tempo di poi comunicare quel che è successo con un proficuo, interessantissimo incontro con il Dipartimento di Geologia. Ci siamo incontrati con il direttore del Dipartimento, con la professoressa Pappalardo, professore De Guidi, con il presidente dell'Ordine dei Geologi e abbiamo comunque condiviso un immediato percorso da svolgere per accertare innanzitutto attraverso dei sofisticati macchinari di cui è in possesso l'università se vi sono altri timori nel resto del lungomare, nonché poi di provvedere a un comune processo, a un comune progetto di rinaturalizzazione dell'area per cercare di fare di quel che è accaduto anche un elemento di vantaggio, anche un'opportunità. Prima cosa, quindi ci sono pericoli? Lo dobbiamo verificare nel concreto perché abbiamo chiesto di estendere anche la verifica all'area di Piazza Nettuno, in quanto sono questi anfratti, queste grotte, le chiamo così, in cui il mare si insinua. Che sono sotterranee, quindi. Sono sotterranei in cui però chiaramente, provocando questo continuo flusso, una sorta di effetto geyser dal basso, rischia di creare delle voragini anche in superficie, così come quella che si è verificata. Non dovrebbero esserci problemi, però è giusto che con molta attenzione andiamo a verificare tutto. Va bene, andiamo avanti. Le chiedo adesso rapidamente una cosa su San Cristoforo come Caivano. Sono stanziati 25 milioni, mi pare. Avete fatto un incontro anche con... Abbiamo fatto un incontro, fino a questa mattina siamo andati in una struttura che potrebbe diventare un interessante modello a cui ispirarci, perché possiamo realizzare e vorremmo realizzare una palestra per la realizzazione di un centro sportivo, e siccome è una struttura che è una struttura di alcune suore e presenta un numero importante di aule tutte in perfette condizioni, quindi potrebbe essere anche destinata a edificio scolastico, nonché a una sorta di piazza di mestieri, secondo un'intenzione che abbiamo espresso fin dall'inizio, cioè dire avere la possibilità di esercitare e imparare attività artigianali che vanno dal cucito al calzaturificio, alla falegnameria. Ma
all'attività di molto fabbro, bello in questo. un contesto in cui però i figli possono stare lì e studiare in assoluta sicurezza e anche svolgere attività sportiva. È chiaro che va incontro a quel che ci viene chiesto col decreto, cioè a dire creare le condizioni per contrastare la dispersione scolastica. Ci sembra molto interessante questo progetto, lo seguiremo naturalmente nel corso della sua realizzazione. Break pubblicitario, state con noi che abbiamo ancora qualche minuto causa maltempo, però ringraziamo ancora il sindaco di Catania Trentino per essere con noi, poi toccherà a voi. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trentino, che ringraziamo ancora. Abbiamo fatto un po' più tardi del solito perché Catania è sotto il temporale, malgrado questo il sindaco è con noi. Allora, sembrasse che abbia fatto chissà no, valintizia, come si dice a abbiamo Catania. detto scherzando un po', però poi le cose sono serie quando la precipitazione è veramente forte. Avevo scherzato, cioè il sindaco si bagnerà col motorino oggi, altro che... Va bene, allora parliamo di cose serie invece adesso. Arrivano le zone rosse, 5, 6, quali sono, sindaco? Perché noi abbiamo segnato Stazione Centrale, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza Borsellino vicino al porto, Piazza Duomo, ovviamente, Università, Piazza Università, Piazza Teatro Massimo vicino al Teatro Massimo Bellini, Stesicolo, Piazza Stesicolo, e anche Villa Bellini è inserita come zona rossa? Ora non ricordo, perché questa è una decisione del prefetto, il signor prefetto ovviamente condivisa con tutti quanti noi, però è sulla base di un decreto deciso dal Viminale, quindi sono state determinate queste aree in cui estendere i controlli ed allontanare le persone che presentano determinate condizioni, chiamiamole di non gradimento, o per la presenza di precedenti penali o perché è all'atto di disturbare. Nel momento in cui riuscissimo a garantire tutti i controlli potrebbe essere anche uno strumento di dissuasione, per esempio per i tanti posteggiatori abusivi che molestano coloro i quali cercano aree di sosta, e quindi dovrebbe darci la possibilità di essere un poco più incisivi nel controllo. Io mi metto nel mezzo, sebbene poi la polizia locale abbia una limitata attività d'azione, però siccome siamo assolutamente all'unisono è giusto anche che parli a plurale. Va bene, ma quando entrano in azione che cosa concretamente comporta? Sono già in azione. Sono già Sì. in atto. La possibilità di allontanare dall'area chi dovesse essere non gradito per le ragioni che ho detto. Questa è Sì. e questo è accolto con molta soddisfazione, come dire, Ma sicuramente positività da parte di... Sicuramente sì, ora poi dobbiamo comprendere nell'esercizio pratico dell'attività quello che riusciremo a fare. E durata di questa zona? Non c'è ancora un termine, per cui è fino a quando non ci sarà una diversa determinazione. D'accordo. Abbiamo visto e abbiamo mandato in onda al telegiornale gli 80 nuovi vigili che sono arrivati a Catania, e ne arriveranno altri 100. Ne arriveranno altri 100 appena poi si completerà la squadra. A quel punto ci sarà una conferenza stampa con cui diremo ai nostri cittadini: da questo momento non ci sarà più tolleranza, nel senso che saremo molto molto rigidi nella pretesa del rispetto delle regole. Non potremo essere totalizzanti nella reazione, perché comunque stiamo parlando pur sempre di 200 vigili rispetto a un fabbisogno di 800, ma intanto sono forze nuove, estremamente grintose, desiderose di fare la loro parte. Però poi i cittadini devono anche capire che quando si tratta di sanzionare si tratta solamente di andare a reprimere violazioni alle regole del codice della strada che possono generare dei guasti. Questo lo dico perché l'altra volta aveva scritto una signora lamentandosi in modo abbastanza virulento, abbastanza violento, per il fatto che le siano giunte 2 contravvenzioni per l'autovelox sulla circonvallazione, andava a 70 in una superstrada, lei si deve vergognare. Io non mi vergogno affatto, sono orgoglioso che le siano giunte 2 contravvenzioni con l'autovelox, non è un problema mio, sa che ci sono dei limiti, sono assolutamente segnalati, quindi se la gente non rispetta le regole non deve poi permettersi di risentirsi. Le lamentele che abbiamo sentito soprattutto, sindaco, riguardano le soste più che gli autovelox. Ecco, la sosta diventa un impedimento al regolare flusso di traffico.
per quella solita litania del sindaco, ma è un minuto, Ecco. il minuto a Catania dura 24 ore, perché poi si sposta quello e ne arriva un altro di un minuto, si sposta quello e ne arriva un altro di un minuto, il tutto anche in zone. Noi abbiamo fatto realizzare un'area per interdire il parcheggio in Piazza Europa davanti a un noto bar e la gente parcheggia lateralmente. Mi dà un fastidio, direttore, perché non solo c'è un parcheggio a pagamento, ma ci sono anche stalli blu sempre liberi sul lungomare, per cui basterebbe fare 10 passi a piedi, il piacere di prendersi caffè, tornare in macchina guardando il mare, respirando aria pulita, ma siamo veramente tinti, chi so, però cambieremo. Cambieremo, non c'è dubbio. Ecco qua i nuovi vigili che intanto sono lì al Palazzo Municipale. Noi rientriamo in diretta col sindaco e se la Regione è d'accordo potremmo cominciare, abbiamo qualche minuto sicuramente, con i vostri messaggi. Ricordo 342 74 55 005. Buongiorno, a proposito di strade disestrate, chi controlla la qualità e la quantità del manto stradale e con i fondi del PNRR quando pensate di completare le strade di Librino? Alcune ancora con una sola corsia. Stefano Rinaldi, si firma così il nostro ascoltatore. Prego, Non c'è in programmazione alcun intervento sulle strade di Librino. Mi ricordo, perché ero assessore ai lavori pubblici, la possibilità di realizzare, di completare il viale Biagio Pecorino, perché effettivamente è solo da un lato, laddove è viale Carlo Azeglio Ciampi, e per unire sostanzialmente la strada del San Marco a Montepo. Per il resto, lasciando stare il discorso del PNRR, perché non c'entra niente, ci sono alcuni interventi di riqualificazione, ma sul tema delle strade, come ho sempre detto, siamo tanti indietro. È vero anche che però noi abbiamo chiesto alla Regione Siciliana di destinare 15 milioni che ci sono stati attribuiti con il Fondo Sviluppo e Coesione solo alla riqualificazione della rete stradale. Quando parliamo di 15 milioni la gente dice allora si rifarà tutta Catania, purtroppo non è così. Non è così. No, attraverso un conteggio dovrebbero venire una quarantina di chilometri, spero di più, però 40 chilometri intanto andiamo a prendere strade che non sono fatte da tanto. Poi potremmo fare i furbi, limitarci a fare l'asfalto senza andare a scarificare e ne potremmo realizzare molti di più, ma sarei un pessimo amministratore perché darei semplicemente un contentino rispetto a un'esigenza di riqualificazione più integrale che prevede lavori più a fondo. Molto saggio, 40 chilometri, mi stava venendo la battuta di dire potreste fare i furbi e mettere l'asfalto magari sopra i tombini all'Agrigentina, vabbè, ma no, non la faccio questa battuta, va bene. Allora, ancora vostri messaggi. A Messina con la lotta all'evasione hanno ridotto la Tari del 30%. A Catania perché non si può fare? Questo è interessante. No, allora, un minuto, vorrei che è chiarissimo che la riduzione della Tari è non solo uno dei nostri obiettivi, ma sta diventando anche una delle nostre angosce, perché se riuscissimo ad avere una città interamente pulita, io penso che i catanesi sarebbero anche disponibili a pagare la Tari che pagano. Il problema è che molti dicono non solo paghiamo questa Tari, la città poi viene sporcata, non è sporca, viene sporcata e in più noi dovremmo pagare anche per quelli che non pagano, quindi comprendo perfettamente lo sfogo del cittadino. Io quello che posso dire è che noi stiamo intensificando ogni genere di iniziativa per provare non solo a ridurre la quota di evasione, ma poi anche a ridurre l'importo della Tari. Purtroppo noi siamo penalizzati da un contratto che ci siamo trovati, che non ci consente di limitare i costi del servizio che ci permetterebbero già un abbassamento della Tari, però contiamo anche sul fatto che una maggior riscossione possa aiutarci a incamerare di più e quindi a ridurre la Tari. Per far questo io costantemente sono in contatto attraverso gli uffici di ragioneria con Municipia che cura la riscossione e ho detto se voi a Roma e a Napoli siete arrivati a certi obiettivi dovete arrivare anche a Catania. Poi però l'altro ieri leggo che a Roma sono state messe una serie di cartelle pazze che stanno mandando il tilt e il sistema, quindi è tutta una questione di pesi e contrappesi, però quello che posso dire al nostro concittadino è che è una vicenda che veramente sentiamo come un nostro dovere morale per avviare una soluzione. È molto bello che me lo dica, la domanda che le faccio è fin quando dura questo contratto? No, il contratto dura ancora altri 4 anni. 4 anni? Sì, il contratto dura ancora altri 4 anni, quindi comunque quei costi non li possiamo ridurre, però c'è poi il tema della differenziata, del rifiuto differenziato, del costo di conferimento in discarica, tutta una serie di questioni accessorie che noi stiamo cercando di rivedere. Se già riuscissimo noi ad abbassare il costo di conferimento in discarica, perché conferire alla Sicula Trasporti
trasporti significa pagare 320 euro a tonnellata, più di 100 euro a tonnellata di quanto paghi il più caro dei comuni. Quindi paghiamo una cifra esagerata. Noi purtroppo dobbiamo passare dalla Regione Siciliana. La Regione Siciliana ci ha promesso un intervento collaborativo, attendiamo che esso venga compiuto. Ci faccia sapere, Sindaco, quando arriva questo intervento collaborativo. Buongiorno signor Sindaco, non si può vietare con un'ordinanza il volantinaggio quotidiano e aggressivo dei supermercati, sono la prima causa di spazzatura e degrado delle strade. Può ha ragione questo scostatore. Assolutamente ha ragione. Anch'io le vedo sempre. Assolutamente. La questione poi è sulla capacità di esercitare i controlli, però io devo confessare, non me ne vorrà questo teleascoltatore, che è una cosa che da un po' di giorni, forse anche da un po' di decine di giorni mi frulla in testa, non ho avuto il tempo di chiedere che cosa possiamo fare, quindi è stata una mia mancanza. Ma ci sono altre priorità, va No, bene. non è che ci sono altre priorità. Direttore, io non parlo mai delle cose che faccio, ma se la gente per un giorno solo stesse accanto a noi, capirebbe che quello che non facciamo è più che giustificato, perché produciamo tanti di quell'attività che non riusciamo a stare appresso a tutti, però questa è una delle prime cose che devo fare, capire se lo possiamo vietare. No, anche questa è una bella notizia, fa parte dell'apparire di una città. Allora, signor Sindaco, buongiorno, da 3 settimane Montepo è senza luce, potrebbe impegnarsi per fare ripristinare il servizio? Grazie. Montepo da 3 settimane senza luce, non lo sapevamo neanche noi per la verità. No, io invece purtroppo lo so perché me l'hanno segnalato e infatti ieri ho fatto la voce un pochettino più grossa con i tecnici, ho detto solleciti perché quei residenti si sentono trattati come cittadini di serie B e il referente dell'Enel che deve ripristinare il servizio mi ha garantito che avrebbe sentito nuovamente il responsabile in quanto hanno un problema paritetico annesima per il quale c'è un guasto alla cabina Enel che devono riparare. Quindi prima fanno unesima e poi No, tutte e due, le fanno contestualmente. C'è una cabina Enel che sta impedendo, che sta impedendo di dare luce a Nesima e a Montepo, però non è ammissibile. Ci hanno promesso, infatti poi oggi ho chiamato ma non ho potuto parlare ancora con uno dei direttori commerciali del servizio, perché ci hanno sempre detto abbiamo 370 milioni di euro, a che volta dicono 450 milioni di euro di interventi sulla rete, però se poi queste cabine per 3 settimane non consentono di erogare l'energia elettrica diventa un problema. Scusi Sindaco, prima smanettava sul telefono, stava rimproverando questi qua? No, stavo leggendo il messaggio che mi hanno mandato stamattina alle 5:30. Questi qui? Di Enel, quelli di Enel. Allora, andiamo avanti con noi. Buongiorno, Avvocato Trentino. Ci sono riscontri riguardo la sosta selvaggia di via Carmelitani. Non abbiamo mandato... Noi abbiamo mandato... Mi scusi, abbiamo mandato anche PEC, ma non abbiamo ricevuto riscontro. Qui è diventato insostenibile, grazie anticipatamente per la risposta. Allora, noi chiaramente non possiamo fare un servizio quotidiano, ma... perché non è la prima volta, non so se è sempre lo stesso cittadino che mi scrive, però a questo punto mi impegno a far fare intanto un passaggio fra domani e dopodomani. Chiederò al corpo di polizia locale di fare un passaggio repressivo nella giornata di domani o di dopodomani. A proposito, gli 80 nuovi vigili, quando entrano nelle Credo già dalla prossima settimana. La prossima settimana? Sì. E la cosa buona è che finalmente disponiamo anche di motociclisti. Ah, per Bacco. Quindi perché finora non c'erano? Abbiamo le moto, ma sono state ferme per tutti questi... le moto c'erano? Le moto le abbiamo. Non avevano l'addestramento o il brevetto, non so quello che occorre. Molto importante. Bene, Sindaco, c'è una BRT rovinata via Passo Gravina, tutta rovinata, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando vuol dire arrabbiato. Lo capisco, però... Ma di che sto parlando? Non ho capito dove esattamente, però adesso parlerò. Potete rimandare? No, ok, l'ho visto, l'ho letto perfettamente. Gravina... Ma non è specificato dove. Vabbè, ma sicuramente la MTS lo sa, adesso sollecito perché la MTS che provvede alla riparazione presumo si riferisca ai cordoli. Credo si riferisca ai cordoli, quindi chiederò di fare un'ulteriore verifica per... Bene, il Sindaco ha preso nota, questo è importante. Adesso vediamo ancora un altro messaggio. Buongiorno signor Sindaco, quando partiranno i lavori per il restyling di Corso Sicilia? Stanno finalizzando, stanno finalizzando il progetto esecutivo, io credo che saranno in condizione di partire fra un paio di mesi.
Fa un paio di mesi. Sì. Ah, Tanto vede? Piazza della Repubblica quanto Corso Sicilia. Caspita, Piazza Repubblica, Corso Sicilia fra un paio di mesi. Beh, queste sono veramente buone notizie. Buongiorno signor Sindaco, vorrei sapere cortesemente come mai dopo 50 anni la via Gaetano Di Giovanni a Montepo, ecco a Rieccolo, è ancora lasciata come una discarica. Spero che questa segnalazione porti a una tempestiva risoluzione, grazie. Alcuni cittadini di Montepo mi hanno visto particolarmente imbufalito qualche giorno addietro mentre contestavo a un nostro concittadino, comunque a un cittadino, non so se fosse catanese, Che stava facendo? stava alimentando la discarica buttando di tutto. Poi alcuni disegnano la sassipedere chi succano ragiona a testa, quindi noi proviamo a fare di tutto, ma quante discariche vengono bonificate per essere rialimentate il giorno dopo? E allora se si tratta di una colpa nostra, avete il dovere, oltre che il diritto, di segnalarlo, ma quando si tratta di discariche che vengono invece poi bonificate e il giorno dopo rialimentate da cittadini, non pensate che telecamere o altro... Abbiamo parlato di via Calliope l'altra volta? Come no? Abbiamo pulito via Calliope, le faccio vedere i 15 video che mi hanno mandato ieri Di nuovo da capo? di bestie che di nuovo buttano i rifiuti su via Calliope. Noi abbiamo i video, mandiamo le contravvenzioni, fino a quando non mi verrà consentito di disporre il fermo amministrativo delle auto, purtroppo non riusciremo a essere incisivi sul tema. Ragazzi, attenti perché arriva il fermo amministrativo delle macchine. spero. L'ultima domanda, credo, se la regia mi dice che è così, saranno previsti rimborsi o conguagli per il disservizio del gas? Questo si riferisce chiaramente alla Certo. zona rossa. Allora, naturalmente mi sembra di aver capito che non ci sarà alcun addebito per il gas non erogato in questo periodo. Mi diceva il presidente di Catania Rete Gas che stanno verificando se eventuali risarcimenti saranno devoluti attraverso l'assicurazione dell'azienda, attraverso l'ARERA o attraverso altri enti, però questo è un tema su cui rimango molto cauto perché preferirei si esprimesse l'azienda Catania Rete Gas. Giusto. Importante, e anche noi seguiremo questo perché insomma, occorre tenerlo presente. Questa è l'ultima. Ho sentito del volantinaggio, sono allibita, non è un mio problema, ma si fa sempre la guerra ai poveri. Centinaia di ragazzi e anziani vivono di questi volantini dei supermercati. L'intimità soprattutto dei condomini è quello che rispondo a quel signore. No, allora... Sono due problemi diversi. Sì, io però noi non possiamo pensare di alimentare un mercato che è quello di questi ragazzi che vivono di questo, del volantinaggio, nel momento in cui il volantinaggio crea problemi di pulizia. Però desidero anche dire, quando parliamo di ragazzi, stamattina ho ricevuto il comandante della nave Grecale e mi ha detto una cosa che mi ha stupito. C'è stata una selezione per 1600 marinai, hanno risposto in 1200. La verità è che molti ragazzi che credono non ci siano opportunità di lavoro forse neanche sanno che ci sono certe opportunità. Certamente. In questo momento i posti di lavoro si trovano a cercarli, quindi non è che può essere un ammortizzatore sociale il compimento di attività di volantinaggio quando poi questi ragazzi sono sempre puliti, li vedo anche io, però nel momento in cui disseminano volantini nelle cassette della posta e poi queste cassette della posta vengono aperte e cadono a terra oppure gli stessi destinatari li buttano dappertutto, è vero che la colpa è di chi li butta, ma è anche vero però che diventa un fenomeno di degrado che mi risulta in altre parti essere inibito. Tra l'altro va detto che siamo anche noi cittadini che una volta preso il volantino lo lasciamo magari cadere. Infatti, tutto dipende da noi. Dipende da noi, quindi cara signora, lei ha ragione, ma non è che volevamo dire che, non che togliere il lavoro ai assolutamente. Grazie Sindaco per essere stato con noi anche in questa giornata un po' turbolenta per il tempo di Catania. Mercoledì prossimo potrà esserci? Mercoledì prossimo, però che giorno è un minuto? Forse... Vuole la data? Sì, perché non so se c'è Sant'Agata. Sant'Agata. Quindi diventa un po' difficile. Saltiamola alla settimana successiva. Grazie comunque per essere stato Grazie con a voi, buonasera e buon Sant'Agata a tutti i catanesi. Grazie. La programmazione continua naturalmente su questa rete. Grazie ancora.